Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto. Ci troviamo sul torrente Malina, per la precisione nel guado stradale in territorio comunale di Premariacco. E allora, per capire quali sono le novità della nuova viabilità riqualificata, andiamo a sentire le parole del sindaco di Premariacco Michele De Sabata e a seguire per la parte tecnica l'assessore di competenza Michelutti. È un'opera che aspettavamo da tempo, un'opera intelligente fatta dalla precedente amministrazione, noi abbiamo avuto il piacere di portarla a termine. Come vedete anche dal rumore che potete sentire molto trafficata, era un'arteria usata da tantissime persone, anche se siamo vicini a una circonvallazione importante, a un lavoro importante che aveva fatto ancora la provincia, ma questo guado è super frequentato. L'abbiamo scoperto ancora di più quando non riuscivamo ad aprirlo, con tutte le lamentele della gente. Evidentemente è la via più veloce per arrivare a Udine, quindi tutta la zona, dalla mattina alla sera comunque c'è un traffico importantissimo, in particolar modo negli orari dove la gente va al lavoro, quindi la mattina e la sera. Certo. Senta, qualcuno aveva proposto addirittura di creare un ponte, una specie di passerella stradale più alzata, in modo tale che anche nella presenza d'acqua si fosse aperto, no? Allora, però capiamo che la situazione viabilistica non è proprio il massimo per aprire un ponte, no? per dirla chiara, è logico e evidente che un ponte sarebbe stato una cosa definitiva e importante, ma importante significa anche con dei costi pazzeschi, no? Visto che è lo stesso identico ponte che troveremo a Orzano, quindi dovrebbe essere fatta una cosa identica qua, e in questo momento qua fra l'altro sarebbe stato anche antieconomico, proprio specificando che a pochi metri da qua c'è un ponte importante fatto dall'allora provincia di Udine, sarebbe stata una spesa fra l'altro anche poco giustificata. Quindi si è trovata questa soluzione, bravi chi l'ha fatto, anche perché appunto questo è un guado antico tra virgolette, ma come tutti i guadi non era normato, sono riusciti a portarlo a norma e quindi adesso è diventato un passaggio ancora più sicuro di prima. Con l'assessore Michelutti invece andiamo a conoscere gli aspetti tecnici di questa infrastruttura. Buongiorno Omar, questa struttura diciamo che è una struttura tecnologicamente avanzata in cui ci sono stati degli interventi tecnologici di posa di due sbarre ai due accessi con chiusura ed apertura automatica in caso di piene, ossia quando la piena arriva e sorpassa il manufatto, la quota del manufatto, le sbarre si abbassano, viene mandato un segnale wifi alla protezione civile sia regionale che comunale, la quale attraverso le telecamere verifica effettivamente se le sbarre si sono abbassate e se c'è la presenza d'acqua. Il contrario quando l'acqua si abbassa. Quando scende sotto un certo livello, altro segnale alla protezione civile, le sbarre si alzano automaticamente e la stessa protezione civile verifica che effettivamente non ci sia stato magari un malfunzionamento delle sbarre e che l'acqua non sia più presente sul guado. In caso contrario, la protezione civile viene qua. La verifica di questa comunicazione wifi viene fatta sia con i computer fissi sia attraverso il cellulare, quindi è un doppio controllo. Certo. Senta, per i furbi per i furbetti del quartiere che sono sempre presenti, e qui o le volpi, sì, o anche le volpi, o come si dice da noi, la mamma dello stupido è sempre incinta, se c'è un furbetto che passa quando le sbarre sono scese e c'è acqua sull'affare, noi lo troviamo.
riusciamo dopo a trovarlo. Senta- Quindi sono un deterrente queste Chiaro. telecamere. Senta, la posizione delle semibariere anziché una barriera lunga è anche per una questione di È sicurezza. anche una questione di immagino. sicurezza, perché può essere che uno passa la barriera, appena passata la barriera arriva l'acqua sopra il guado, lui è già nel mezzo, non riesce, deve uscire in qualche modo. Se avessimo Certo. messo la barriera piena si trovava nella terra di nessuno. Chiaro, anche perché La semibariera è fatta proprio per una questione di sicurezza, nel senso che se uno si trova nel mezzo quando arriva l'acqua deve poter uscire, non possiamo Certo. intrappolarlo sul guado, no? Sarebbe assurdo. e poi anche per i mezzi di soccorso. Per i mezzi di gli soccorso che interventi. possono, i vigili del fuoco, se c'è un po' d'acqua passano lo stesso, tutte queste cose qua. Sono un deterrente. Il deterrente principale sono le telecamere. Chiaro. La gente deve rendersi conto che non bisogna fare i furbi, perché qualsiasi cosa che succede dopo non possono venire a lamentarsi. Senta, per concludere, giusto per fare un riepilogo, c'è da sottolineare ancora qualcos'altro? Ad esempio abbiamo visto anche che presto ci saranno sì, le dovremo sistemazioni fare ancora degli interventi sul territorio qua. Prima di tutto dovremo mettere dei ripetitori all'ingresso sul ponte del Torre a Pradamano e sulla strada nostra qua, in maniera tale che la gente non si trova a entrare dentro non sapendo che il guado è chiuso. Mentre se succede da Premariaco sono 300 metri, qua sono 2,5 km, quindi dobbiamo impedire che la gente entri nella strada, arriva fin qua per sapere che dopo è chiuso deve tornare indietro. Abbiamo già in previsione, faremo un progetto di completamento mettendo 2 segnali all'ingresso delle 2 strade e quello sarà una cosa. Un altro intervento che vorremmo fare, che col sindaco prima abbiamo visto anche la situazione, è riqualificare la parte destra del guado, perché qua c'è la scogliera che sta un po' malmessa, diciamo, sta cedendo. Poi sistemare anche tagliando gli alberi, pulendo un po' il letto del guado, del fiume, del Malina, perché adesso è in condizioni un po' pietose, no? E l'intervento deve essere fatto però in maniera drastica, non solamente tagliando l'albero e resta sotto tutto, l'anno dopo riparte e ritorna così com'è, perché questo è un intervento che era già stato fatto anni addietro e vediamo, siamo tornati con la boscaglia come prima. Certo. Dobbiamo risolverla. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei.